Con il segretario generale della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari, parliamo della Lovato, un caso emblematico. Lei ha invitato i lavoratori a tenere duro, a tenere in piedi questa tenda. Sì, a tenere duro per salvaguardare il loro posto di lavoro, ma per salvaguardare anche una realtà produttiva che arricchisce il territorio di Vicenza. Non c'è una sola ragione di carattere commerciale, di mercato, di carattere industriale per mettere in discussione una realtà produttiva che va bene, che produce di qualità e che ha tutte le condizioni per poter andare avanti. Non possono essere esigenze, interessi e obiettivi di carattere finanziario a togliere lavoro e soprattutto ad indebolire ulteriormente un tessuto produttivo già provato dopo 10 anni di crisi. Non possiamo accettare, dopo questi 10 anni in cui abbiamo visto perdere lavoro, in cui abbiamo visto perdere e ridimensionare il nostro apparato industriale, di vederlo messo in discussione per logiche di questo tipo. E per questo motivo la CGIL è a fianco di questi lavoratori e li sosterrà fino a quando non si riaprirà una prospettiva e un futuro che è quello che si merita una realtà di qualità come questa. Quindi un messaggio all'imprenditoria locale, ma anche nazionale, alle multinazionali, ma anche alla politica. Assolutamente, questa non può essere solo la battaglia e la lotta di questi lavoratori, deve diventare un impegno che deve coinvolgere il tessuto sociale, deve coinvolgere soprattutto la politica e le istituzioni. Noi ci aspettiamo da questo punto di vista delle prese di posizione, un sostegno concreto, perché pensiamo, ripeto, che questa vertenza non possa essere ridotta soltanto, ed è già molto ed è già più che sufficiente per quanto ci riguarda, alla battaglia di chi difende il suo lavoro, ma debba essere anche una battaglia per difendere, valorizzare e, diciamo così, e segnare il futuro e la prospettiva di un intero territorio. Non possiamo accettare lo schema della delocalizzazione fatta in questa maniera qua, non è possibile. Noi vogliamo difendere le produzioni, la realtà industriale del nostro territorio.